siamo davvero sicuri di quello che mangiamo? Lo sapete che con il codice doganale sui cibi, un pomodoro coltivato in Cina può diventare un concentrato italiano? Vi sembra giusto? In pratica io compro un concentrato italiano in un normale supermercato e il pomodoro è coltivato in Cina. Ma è assurdo! Cosa c'è di italiano? Fermiamo il falso cibo italiano. Basta truffe. Qui si gioca con la salute delle persone. Coldiretti e campagna amica Nuoro Ogliastra vi invitano alla raccolta firme per abolire il codice doganale sui cibi. Firma la petizione in tutte le sedi Coldiretti e i mercati di campagna amica. Per mangiare genuino, per stare meglio. Elegante dallo stile moderno. Dalle 6 del mattino la tua colazione è dolce o salata e anche senza glutine. Caffè Noir, in centro a Tortolì. Momento aperitivo. I fantastici cocktail sono accompagnati da originali stuzzicherie create apposta per te. E la sera il freddo d'inverno non è più un problema. L'elegante Dior riscaldato farà la tua serata intrigante con le migliori selezioni di gin, rum, vodka, tequila e whisky provenienti da tutto il mondo. Caffè Noir Cocktail Bar, il tuo momento. Via Monsignor Virgilio 10 a Tortolì. Quante volte hai pensato non ho mai tempo per me stessa? Questo Natale Amy Beauty Hair ha la soluzione perfetta. Regala o regalati momenti di bellezza. Con le nostre gift card personalizzate troverai trattamenti per la cura dei capelli, le gift box firmate Kerastase e Olaplex e le piastre GHD, coccole di lusso per te o per chi ami, compresi i tuoi amici a quattro zampe. Dedica tempo alla tua bellezza e fai brillare il tuo Natale, perché da Amy Beauty Hair everybody's perfect. Amy Beauty Hair, via Macomer 1, dietro Banca Intesa Tortolì. Infoline 0782 62 36 84. Ancora buongiorno a tutti e a tutte da Federica Melis, bentrovati al secondo appuntamento della mattina con il nostro notiziario, le news dall'Ogliastra. Oggi apriamo con una notizia che arriva da Tortolì. I monumenti della cittadina parlano sardo perché sono stati recentemente posizionati 30 cartelli bilingue sardo-italiano in diverse località. L'intervento mira a realizzare una precisa ricognizione storico-descrittiva sulla toponomastica di diversi siti simbolo, per esempio San Gemigliano, Calamoresca, il sito archeologico Sortali e Sumonti, l'ex blocchiera Falchi. I pannelli informativi sono destinati a illustrare le vicende, le peculiarità artistiche e architettoniche degli edifici storici, chiese, piazze, spiagge e altri luoghi di importante valore identitario. I testi dei cartelli sono stati realizzati dai responsabili Ivan Marongia e Alessandro Podda dell'Ufficio della Lingua Sarda di Tortolì. Nel loro lavoro di ricerca sono stati coadiuvati dalla preziosa collaborazione dell'ex sindaco, il professor Franco Lado. Si sono basati sulle interviste fatte agli anziani e hanno consultato i numerosi volumi sulla storia della città scritti da Virgilio Nonnis e Paolo Pastonesi. Questo progetto è stato finanziato dalla Regione Sardegna, si chiama Tortolì Genna de Sogliastra. L'installazione dei cartelli bilingue verte a preservare la nostra memoria comunitaria, afferma l'assessora comunale alla cultura Rita Cocco, e allo stesso tempo rappresenta un'opportunità per far conoscere la nostra storia ai visitatori, ampliando l'offerta turistica grazie alle nostre radici identitarie. Queste le parole dell'assessore su questo importante progetto di promozione e tutela della lingua sarda e della storia anche della città di Tortolì. Passiamo ora a un altro progetto, l'Ogliastra Guest Card. È stato presentato nei giorni scorsi il progetto triennale del consorzio Ogliastra Blue Zone per valorizzare il turismo. Amministratori, operatori turistici, imprenditori e curiosi hanno mostrato entusiasmo e interesse al progetto durante la presentazione, che è stata molto partecipata, si è tenuta nella sala della provincia Ogliastra. L'Ogliastra è la prima destinazione turistica in Sardegna a promuovere la card e verrà lanciata nel 2025.
e si tratta di uno strumento che ha l'obiettivo di creare un ponte tra imprenditori e turisti, monitorare i flussi in maniera più efficace e modulare in base alle preferenze l'offerta turistica. Si tratta di un progetto triennale che ha l'obiettivo anche di promuovere con questo mezzo appunto la destinazione Ogliastra. Grazie a questo strumento innovativo, ha detto il presidente del consorzio Christian Pinna, riusciremo finalmente a permettere una vacanza migliore e vantaggiosa per il turista con una conoscenza approfondita del territorio. Il nostro obiettivo è riuscire a mettere insieme imprenditori locali in questa iniziativa e dare spazio a tutti gli attrattori dell'Ogliastra. Il prossimo appuntamento dove sarà presentata questa innovativa card sarà nel mese di gennaio a Lanusei. Andiamo avanti proprio su Lanusei, perché fra i comuni finanziati per la cura e gestione degli alberi monumentali c'è proprio Lanusei. Dalla regione arrivano circa 6.000 euro per curare il magnifico esemplare di Pino delle Canarie che si trova nei pressi della stazione ferroviaria a 2 passi dall'ospedale. Con i suoi 22 metri di altezza e circa 360 centimetri di circonferenza spicca infatti all'interno della stazione ferroviaria. L'esemplare è indicato dal Corpo Forestale come 60° albero monumentale della Sardegna. Per curarlo l'ente nei mesi scorsi aveva partecipato a un bando regionale per ricevere appunto dei contributi per gli interventi di cura e tutela di questo magnifico esemplare. Sono arrivati 6.000 euro, il comune ha affidato a una ditta del posto gli interventi di arboricoltura, ripulitura delle parti secche, potatura della chioma, insomma una serie di interventi per curare questo magnifico esemplare. Si procederà inoltre con il posizionamento di una recinzione a protezione dell'albero. Andiamo avanti restando su Lanusei, perché domani nella casa circondariale San Daniele si terrà l'evento L'altra cucina per un pranzo d'amore, in contemporanea con altri 40 istituti penitenziari italiani. È un evento promosso da Prison Fellowship Italia insieme a Rinnovamento nello Spirito Santo e Fondazione Alleanza, con il patrocinio del Ministero della Giustizia. Chef stellati, volontari, artisti e sportivi offriranno con amore ed edizione un pranzo di Natale ai detenuti e alle detenute, un gesto di solidarietà e speranza che abbraccia chi vive una realtà difficile. Questo avviene appunto in altre 40 carceri italiane, tra cui il carcere di Lanusei. Proprio a Lanusei saranno presenti il sindaco Davide Burchi, Cristiana Boi, direttrice Caritas, e alcuni volontari. Ai fornelli ci sarà lo chef tortoliese Stefano Piliero e gli ospiti della manifestazione saranno gli Istentales, veterani della beneficenza, che per l'occasione suoneranno dal vivo. Continuiamo il nostro notiziario con gli eventi in programma del Comune di Tortolì, perché è ormai un mese di magia e divertimento per grandi e piccoli, con spettacoli, musica, sfilate, esibizioni di artiste nel fitto programma di eventi organizzato dal Comune in collaborazione con le associazioni. Il calendario natalizio è partito già dall'8 dicembre, proseguirà fino alla Befana, ma per parlare di questi tantissimi appuntamenti in vista abbiamo il piacere di avere al telefono con noi il consigliere di Michele Fanni. Buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, esatto, un calendario intenso che sono felice di presentarvi, che accompagnerà proprio la nostra comunità fino al 6 gennaio. Calendario pensato per celebrare il Natale con eventi che uniscano tradizione, cultura e divertimento. In questi giorni appunto Tortolì si è trasformato in un luogo magico. Ci sono i mercatini di Natale nel piazzale multipiano, nel viale Monsignor Virgilio, le giostre, l'officina degli elfi all'ex Locchiera Falchi, e questi sono alcuni delle attrazioni che renderanno speciale ogni angolo della città. Benissimo. Abbiamo come amministrazione lavorato per valorizzare le eccellenze locali e il nostro territorio, anche incentivando altri appuntamenti come quello che ci sarà domani, l'abito giusto per te, nel corso Umberto di Tortolì. Domani stesso ci sarà anche il concerto delle 3 di notte, un gruppo locale emergente.
Vorrei appunto sottolineare, Federica, che questo periodo è importante non solo per la comunità, ma anche per le attività produttive del nostro territorio, perché gli eventi natalizi sono una grande opportunità per sostenere il commercio locale e richiamare i visitatori, perché appunto rafforzano il senso di appartenenza alla nostra terra. Assolutamente sì, infatti gli eventi sono dislocati proprio nel cuore pulsante della cittadina tra Corso Umberto e Viale Monsignor Virgilio. Vediamo nel programma di eventi che avete pensato appunto in collaborazione con Proloco e varie associazioni, un po' un calendario per tutte le età, non solo bambini, e poi nei prossimi giorni c'è anche molto appuntamento con la tradizione sarda, domani dovrebbe iniziare anche la sfilata degli abiti tradizionali. Sì, domani l'appuntamento è appunto, come dicevo prima, in Corso Umberto con l'abito giusto per te, per poi proseguire il sabato 21 sempre in Corso Umberto in Viale Monsignor Virgilio con Natale in Folk, ovvero una sfilata di gruppi folk e dei Mamuzzones per le vie del centro. Poi proseguirà con una esibizione nel piazzale Multipiano. Invece per quanto riguarda il 22 e il 23 dicembre ci saranno al Teatro San Francesco il 22 mattina, come da calendario che potete appunto vedere sui social del comune, ci sarà una visita al sito nuragico di Sordale su Monti, appunto per riscoprire le tradizioni antichissime della nostra civiltà. E invece poi il pomeriggio al Teatro San Francesco c'è Natale in Arte e il 23 poesia in prosa con la partecipazione della famosissima Grazia Di Michele. Per poi andare avanti al Natale e poi c'è il Capodanno. Esatto, parliamo appunto del Capodanno. Si inizia il 30 dicembre con il Capodanno dei Sardi in Piazza Rinascita, dove saranno presenti l'orchestra di Arizzo, dei Valli Sardi e la band Combricola. E poi infine l'ultimo dell'anno, il 31 dicembre, con il concerto degli Zero Assoluto nella Piazza Rinascita. In piazza, benissimo. E poi si conclude con la Befana il 6 gennaio per gli eventi per i bambini. Esatto, degli eventi pensati appunto per famiglie e bambini, ma anche per i ragazzi di mezza età. Appunto perché per esempio gli Zero Assoluto si è pensato di chiamare loro perché raccolgono una fetta di popolazione dai 25 ai 60 anni. Certo. Quindi non solo ragazzini, una fetta di ragazzini piccoli, ma anche una fetta molto più ampia. Va benissimo, bene, grazie consigliere per essere stato con noi, per averci illustrato questo ricco programma natalizio degli eventi tortoliesi. Vi auguriamo buon lavoro, ovviamente anche di partecipare a questi importanti eventi che si terranno nella nostra cittadina, ai nostri radioascoltatori. Grazie a tutti e buone feste. Grazie. Ecco, abbiamo avuto al telefono con noi il consigliere di maggioranza Michele Fanni, ci ha illustrato i vari eventi del Natale tortoliese e del Capodanno. Per oggi è tutto con il nostro notiziario, vi do appuntamento come sempre a domani 9:30 circa con la nostra rassegna stampa. Grazie per averci seguito e grazie alla regia di Roberta Loi. A domani.